Signor Palmas, non fa male il caffè ai denti? Sì, ma non avremo poi lavoro. Dottor Palmas, mi può spiegare in cosa e come consiste l'aggiunta di gengiva con intervento dopo i provvisori? L'aggiunta di gengiva, dopo i provvisori, le gengive hanno subito un intervento, si gonfiano, sono edematose, dopodiché si sgonfiano e si crea spazio. Quello spazio è importante, non va chiuso perché ci devi passare gli scopolini per tenere gli impianti puliti e evitare che si infettano. Dopo, quando le gengive sono guarite, si colma quello spazio creando la gengiva artificiale con le resine composite, con i compositi riempiti. Alla fine hai perfettamente chiuso quello spazio, devi solo passare il filo. A me è stato detto che è meglio non fare impianti perché non durerebbero a causa dei batteri della parodontite. Quindi, alternativa protesi mobile? Cosa ne pensa? La protesi mobile è una soluzione da vecchi, cioè ci sono quei pazienti che non mettono gli impianti perché hanno paura e non li capisco perché oggi c'è l'anestesia locale, sedazione cosciente, come se avessi bevuto 2 bottiglie di vino e sei lì per addormentarti, o addirittura abbiamo l'anestesia generale, ti svegli già con gli impianti nell'osso. La unica situazione in cui si mette la protesi mobile è un paziente che non può mettere impianti dentali perché ha preso farmaci, perché prende o ha delle condizioni anatomiche per cui non può mettere impianti dentali, ma parliamo veramente di una situazione su 1 migliaio, quindi non c'è il motivo per cui debba essere proposta una protesi mobile oggi a un paziente, cioè o ricade proprio in uno di quei casi specifici o non ha senso. Ci sono pazienti che ci rinunciano ai denti fissi perché gli fanno dei preventivi elevati, ma a quel punto apri il computer, guarda all'estero e cerca dove ti puoi permettere con quei soldi i denti fissi. Ma avere i denti fissi, voglio dire, significa mangiare la carne, avere la protesi mobile significa mangiare il purè di patate. Cosa fai? Vivi una vita mangiando purè di patate omogenizzati? Sapevo che la clorexidina è preferibilmente da evitare perché scurisce o macchia i denti della protesi fissa. Sì, la clorexidina può macchiare i denti, anche le protesi, però ci sono anche dei prodotti oggi sul mercato che non macchiano. Quindi ci sono dei collutori che hanno l'anti-discoloration system, che è un sistema che ti evita di andare a macchiare i denti, se no usa le listerine. Il Listerin costa di meno. La differenza tra la clorexidina e le listerine parliamo di un 1%, 2%, ma quel 2% non giustifica il doppio del prezzo. E comunque le listerine non macchiano, come vedi la soluzione c'è. Certo, non usare i colluttori, quello sì che è grave. È come dire lavo i piatti senza il detersivo, il disinfettante. C'hai poi piatti puliti ma infetti. E tieni conto che nella bocca ci sono batteri che vanno abbattuti nella quantità dopo ogni pasto che fai. Devi lavare e abbatterli. Qual è il colluttorio più forte per disinfettare la bocca? Allora, il collutorio forte si intende quello che è alcolico, a base alcolica. Non c'è un collutorio forte o debole, c'è un collutorio che ha basi diverse. Quello che consiglio sempre io, non usare colluttori a base alcolica. Per esempio il Listerine c'è anche senza alcol, basta che compri quello. Ma se tu compri quello alla clorexidina, parliamo di colluttori che sono molto costosi, non è sostenibile, il paziente lo compra un mese e poi dopo non lo compra più. Invece è meglio consigliargli un collutorio che si trova in tutti i market, in tutte le nazioni, se in Francia lo trovi, se in Germania lo trovi. Quello è il Listerine. A me non mi paga la Listerine per dirti queste cose, però ti dico la semplicità di poter trovare un qualcosa significa che poi il paziente lo usa. La base alcolica è forte e ci sono pazienti che gli irrita le gengive usare quel tipo di collutorio e non lo usano più e vedi, ottieni sempre l'effetto e il paziente poi rinuncia e non fa l'utilizzo poi del prodotto, che è importantissimo poi venga usato tutti i giorni. Poi anche io delle volte mi dimentico di usarlo, io che sono dentista. Figurati il paziente che magari ha meno compliance, è meno sensibile e motivato. Per esempio gli metti un prodotto che è costoso, lo compra una volta, non lo compra più. Metti un prodotto che gli brucia, lo usa una volta, poi non lo usa più. Consiglio è cerca prodotti che non costano troppo, che si trovano ovunque e che non hanno gusti troppo forti, che quindi fanno sviluppare poi i conati, vomiti, la nausea quando lo prendi, anche perché quando poi lavi la bocca, vai con lo spazzolino, rischi di toccare il palato molle, ti viene da vomitare, quindi associ quel gusto a quella sensazione. Appena poi senti l'odore ti viene già da vomitare. Sempre meglio delle sostanze neutre che non siano troppo
gustose o che abbiano odori troppo forti o che brucino con l'alcol perché poi dopo non le usi più. Mi piacerebbe sentire qualcuno che ha fatto questo intervento. Griglia sottoperiostale. Allora, abbiamo molti pazienti che hanno fatto interventi molto gravi anche con impianti sottoperiostali. Basta chiedere sul gruppo Facebook, vai sul gruppo Facebook e chiedi. Non posso darti il numero di telefono di una persona, ma esiste un posto pubblico, che è il gruppo Facebook, dove tu puoi chiedere chi ha fatto quell'intervento, ti risponde al commento, ti puoi iscrivere poi privatamente con quelle persone. Ma il centro in Italia costa quanto quello in Moldavia? Questa domanda me la fanno spesso, no? Siete anche a Bergamo, avete la clinica a Bergamo, avete gli stessi prezzi in Moldavia? Che senso ha che abbiamo aperto in Moldavia? No? Il motivo per cui abbiamo aperto in Moldavia è perché in Moldavia è possibile, grazie alle tasse che io ritengo normali, del 12%, e un costo del lavoro inferiore, parliamo della metà, un terzo rispetto a quello italiano, offrire dei prezzi diversi. Se un dentista lavora in Italia o in Francia ha i prezzi più alti, non è perché gli va di fare i prezzi più alti, è perché ha un carico fiscale maggiore, significa che paga molte più tasse, deve dare soldi del paziente allo Stato, che glieli chiede, tra l'altro il paziente ha già pagato tasse, in più i soldi che gli rimangono, una parte verranno decurtati un'altra volta di tasse, e il costo del lavoro è elevato, quindi questo è il motivo per cui la risposta è ovvia. Ovviamente in Italia i prezzi sono più alti, è un sistema lavorativo completamente con una tassazione diversa e completamente differente dalla Moldavia come carico fiscale. Le protesi fisse le facciamo anche in Italia, certo, chiaramente hanno prezzi italiani perché le tasse sono differenti, sono italiane. Ecco, devo dire che siamo un'azienda che non fa nero, fatturiamo tutto quanto, quindi tutto quello che si paga e viene poi detassato, o meglio detassato, puoi ottenere il 19% sulla dichiarazione poi dei redditi che fa a fine anno di rimborso per spese mediche. E fai attenzione a non pagare mai a nero dal dentista o dal medico, perché se no ti giochi questa detrazione del 19%. Anche se ti curi all'estero puoi beneficiare di questa detrazione. Quindi se tu spendi 10.000 euro, che sia in Italia o all'estero, per cure mediche, non parlo solo di dentista, in realtà stai spendendo 8.100 euro, perché poi 1.900 euro te le rende lo Stato sulle tasse.